Nel quadro delle celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia, il Giro della Sardegna prende il via da Torino, antica capitale del regno sardo-piemontese. Baldini sorride. Alla fine della corsa non avrà molto da stare allegro. Ed ecco il via. I 78 corridori scattano per la tappa iniziale della prima grande corsa della stagione. Da Genova la carovana si trasferisce via mare nell'isola. L'entusiasmo dei tifosi sardi allo sbarco è veramente eccezionale. I corridori risalgono in sella per l'ultima tappa. Sulla ripida scala di Giocca la corsa si anima, dando modo ai giornalisti di mettersi al lavoro. Il campione del mondo Van Looy è nelle prime posizioni e in vista del traguardo della montagna a Campeda sferra l'attacco. L'unico a resistergli è Bamontes, che però se la prende comoda e si accontenta per ora del secondo posto. Il gruppo degli inseguitori è a oltre un minuto. Dopo Paoli Latino, la caccia del plotone è coronata da successo, ma la calma dura poco. Molti sono gli atleti che vogliono insidiare il primo posto di Émile Dehame. Si registrano vari tentativi di evasione e l'andatura della corsa si fa veloce. Anche Gastone Nencini e il sardo Aru sono costretti a spingere a pieni pedali. Grazic riesce ad evadere trascinandosi sulla ruota Brandolini, Bampi e Porteri. Ma poco prima di Cagliari, il gruppo condotto da Van Looy e Dehame agguanta i 4 e per il velocissimo Rick è un gioco battere tutti sulla pista rossa dell'Amsicora. A Dehames la vittoria finale del Giro.